per un fiume puro che scorga da Gesù, per una fonte che lava il peccato. Vieni alle acque, c'è vita anche per te. L'amore è un fiume che mai si asciugherà. Vero fiume puro che scorga da Gesù, vero una fonte che lava il peccato. Vieni alle acque, c'è vita anche per te. L'amore è un fiume che mai si asciugherà. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. 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 Gloria. Che potente Dio serviamo! Amen. Alleluia. Serviamo! Che potente Dio serviamo. Gli angeli lo adorano, gli angeli lo adorano. Che potente Dio serviamo. Amen! Gloria a Dio! Alleluia. Benedetto il Signore Dio degli Io volevo eserciti. ringraziare veramente il Signore perché veramente in questo periodo mi sta dando la possibilità per lavorare nel suo campo. Con la corale, con la parola, con l'evangelizzazione. Insomma, è bello lavorare nell'opera del Signore. È bello lavorare nel campo del Signore perché il Signore non ci ricompensa in denaro come fa l'uomo. Il Signore ci dà una ricompensa molto più grande, che sono benedizioni, sono grazie, sono unzioni. Cosa di meglio? Cosa di più di valore del denaro? Se non Alleluia. per il Signore. Amen. Gloria a Dio. E oggi volevo parlare, il messaggio di oggi che volevo dare è l'edificazione. Cosa noi facciamo per edificare la nostra anima, il nostro spirito? E cosa noi ci aspettiamo che Dio, appena arriverà la sua venuta, ci dica se noi siamo stati veramente di edificazione per lo spirito o siamo stati di edificazione per la carne. Volevo leggere soltanto un verso, soltanto un versetto, che in questo versetto racchiude tutto quello tutta l'esistenza che noi siamo qua su questa terra. Perché il nostro essere qui serve soltanto per edificare la nostra anima a Dio. E volevo leggere in Salmi, il Salmo 127, il primo versetto. Perché noi siamo su questa terra per edificare la nostra anima, non siamo per edificare palazzi, grattacieli che non servono a niente per la nostra salvezza. 127. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Signore, santo il tuo nome, Signore.
invano si affaticano i costruttori. Solo questo versetto. Amen, alleluia. In questo versetto ci sarebbe di fare ore ed ore di predicazione, perché il Signore deve essere alla base della nostra vita. Se non c'è il Signore alla base della nostra vita, noi è inutile che facciamo qualsiasi cosa. È inutile che costruiamo anche una penna se il Signore non ha messo le sue fondamenta. Perché il nostro edificare deve essere prima di edificare noi, deve essere Dio ad edificare dentro di noi. Amen? E questo versetto mi ha fatto riflettere molto, perché in questo mondo noi edifichiamo molto in vano, perché sì, noi certe volte pensiamo di edificare per il Signore, pensiamo che il Signore sia dentro di noi quando facciamo una cosa che magari non è da parte del Signore, perché il Signore dice: mettete a me al primo posto e tutto il resto vi sarà stato aggiunto. Quando noi edifichiamo di testa nostra, quando noi cerchiamo di fare qualcosa di testa nostra, molto spesso il Signore non è in mezzo ai nostri pensieri, non è in mezzo al nostro cuore, e quindi ciò che edifichiamo poi alla fine dei nostri giorni, quando arriviamo davanti al Signore, il Signore ci dice: cosa è che tu hai fatto in questa vita? E noi pensiamo di aver fatto del bene, pensiamo di aver fatto delle grandi opere. Sì, è vero, il Signore Gesù dice che veniamo giudicati anche in base alle nostre opere, ma il Signore dice anche che noi possiamo fare tutte le opere di questo mondo, ma se noi non abbiamo dato il nostro cuore a Gesù, non abbiamo dato il nostro cuore a Dio, le nostre opere sono vane, noi abbiamo edificato in vano. Edificare significa costruire qualcosa che dura nel tempo, e noi in questo tempo, in questo mondo, l'unica cosa che dobbiamo costruire, l'unica cosa che dobbiamo fortificare, dobbiamo edificare, gloria a Dio, è la nostra fede verso il Signore. Non dobbiamo edificare palazzi. Nelle scritture sta scritto che gli uomini, per arrivare a Dio, volevano costruire una torre perché si volevano innalzare fino a Gesù, fino al Signore. Ma il Signore non aveva messo le sue fondamenta su questa cosa, non aveva costruito la casa prima che i costruttori si affaticassero per costruire questa torre, e infatti li ha confusi e la torre non l'ha potuta costruire. Perché se il Signore non mette le sue fondamenta, è inutile che iniziamo a costruire, è inutile che iniziamo a costruire spiritualmente parlando. Materialmente parlando, i costruttori costruiscono case, però come le costruiscono? Devono mettere prima delle buone fondamenta, perché se tu non metti delle buone fondamenta, anche se costruisci un piano, questa casa al primo riferimento, al primo terremoto, viene data al suolo. Ma se le fondamenta sono dure e sono di quelle solide, allora la casa durerà. Allora la casa può essere innalzata anche di più piani. La nostra fede può essere innalzata di più piani se noi mettiamo al primo posto il Signore. Se noi edifichiamo dove il Signore ha messo le sue fondamenta. E il Signore Gesù parla ai suoi discepoli. In Matteo 7,28 c'è scritto che fa gli esempi delle due case. La casa costruita nella roccia e la casa costruita nella sabbia. E dice: la prima casa, quella costruita nella sabbia, che è più facile costruire nella sabbia, basta scavare anche con le mani, mettere 4 piloni, mettere 4 mura e la casa. Però cosa succede? Che appena avere il primo colpo di vento inizia a traballare, appena avere il primo colpo d'acqua la sabbia si bagna e la casa inizia a tremare, appena arriva una tempesta la casa viene presa al suolo. Questo che significa? Che se noi non abbiamo messo le nostre fondamenta in Gesù Cristo, appena arriva la prima prova, che sia una cosa banale, noi già iniziamo a tremare, iniziamo a traballare, perché Gesù Cristo non ha messo le sue fondamenta prima su di noi, perché noi non abbiamo messo prima il Signore al primo posto.
Ma Gesù dice che se voi costruite la casa nella roccia è Gesù Cristo. Amen. La roccia è Gesù Cristo. E quella casa che viene edificata su quella roccia può venire un vento, non si muove. Può venire una tempesta, non si muove. Può venire lampi, terremoti. Ma quella casa che è stata edificata su quella roccia, che è Gesù Cristo, gloria a Dio, rimarrà ferma per tutta la vita. Alleluia Gesù. Perché noi dobbiamo cercare non di passare per la porta con la barca, non di andare a costruire la nostra casa nella sabbia, ma di andare a costruire la nostra casa nella roccia. Passare per la porta stretta, perché sì, le prove ci sono, ma le prove servono per fortificare la nostra fede. È inutile che noi, sì, sono belle le cose semplici. Arrivo, le porte del paradiso si aprono dentro senza me. Ogni cosa si deve meritare. La nostra fede deve essere talmente forte, e per essere talmente forte devono avere delle prove che servono per fortificare la nostra anima, il nostro spirito. Non vogliamo che, come Gesù dice nei versetti prima, sempre in Matteo, che dice Signore, Signore, entra nella casa di Dio. Non è che così preghi il Signore. Preghi il Signore, come poco fa dicevo, in base alle opere. Tu dici preghi il Signore, ma poi i nostri confratello si garbati, non ti interessa del tuo prossimo. Ma io preghi il Signore. Ma il Signore ti dice, vattene via da me, non ti ho mai conosciuto. Il Signore abita tra di noi. Oggi abita tra di noi perché, Signore, noi vogliamo veramente che tu sia la base della nostra fede. E quindi queste cose devono andare correlate. La preghiera e le opere, perché entrambi si fondono per fortificare la nostra fede. E il Signore vuole che noi costruiamo la nostra casa nella roccia. E vuole che Lui metta le sue fondamenta nella nostra vita, affinché la nostra fede sia ferma e duratura nel tempo. Perché gli anni passano e uno inizia zanando, prega, fa delle opere, fa cose buone agli occhi di Dio. Però molte volte la fiamma che c'è dentro il nostro cuore inizia ad affievolirsi un pochettino, se noi non teniamo accesa, come dice il cantico, il fuoco della nostra fede. E quindi molte volte con l'andare degli anni può essere pure che la nostra casa inizia a traballare. E allora che significa che la nostra casa deve costruire nella roccia? Pensiamo che all'inizio pensiamo sì che la nostra fede sia forte, che nessuno ci potrebbe smuovere. Però un giorno dopo tutte le tentazioni del mondo fanno sì che la nostra fede inizia a traballare. E noi vogliamo che Cristo sia la nostra fortezza, la nostra guardia, la nostra avanguardia, la nostra base su cui noi dobbiamo costruire la nostra fede. Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Che cos'è la casa? Che cosa intende dire il Signore quando dice costruisce, se il Signore non costruisce la casa? La casa è il popolo di Dio. La casa è il popolo di Dio e il Signore lo dice, lo conferma in Ebrei 3. In Ebrei 3 perché è bello parlare con la Bibbia. Amen. E il Signore dice nella lettera agli Ebrei che, ve lo leggo, che mi piace meglio leggere. Ebrei 3 versetto 4 dice: certo ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio, come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza in cui ci mantiamo. Amen. Vogliamo dare alleluia al Signore oggi?
costruiamo ogni giorno un mattone sopra mattone per edificare la chiesa del Signore. E la casa del Signore Gesù dice, affinché voi entrate nelle cieli, voi dovete seguire le cose che io vi ho mandato, cioè determinate regole, dei comandamenti, dovete osservare i comandamenti che Dio vi ha dato. Alleluia. E la casa sta a indicare anche il tempio che il Signore ha mandato a costruire a Salomone. Il tempio di Salomone, cosa disse il Signore quando comandò a Salomone di costruire il tempio? E in prima Re, scusate se leggo, ma queste cose non le leggo. In prima Re 6 il Signore si rivolse a Salomone e disse: quanto a questa casa che tu costruisci, se tu cammini secondo le mie leggi, gloria a Dio, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che fece a Davide tuo padre. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e non abbandonerò il mio popolo di Israele. Gloria a Dio. Il Signore abita in queste chiese. Il Signore abita in queste chiese. Amen. E ne abbiamo conferma. Abbiamo avuto conferma ieri quando il Signore si è manifestato. Abbiamo avuto conferma un sacco di volte che il Signore è in mezzo a noi. Perché noi vogliamo che il Signore sia la nostra roccia su cui costruire la nostra casa. Disse qualcuno in Efesini, se non sbaglio: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gloria a Dio! E noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Gloria a Dio, alleluia! Vogliamo ringraziare il Signore perché ogni giorno il Signore ci dà la forza per poter continuare a mantenere accesa la fiamma della nostra fede. Affinché ogni volta che avviene qualcosa di brutto, una prova che noi dobbiamo attraversare, il Signore alla fine ci rialza. Il Signore dice: io ti prendo per la mano destra e ti risolverò. Non ci abbandono. Il Signore, se è la base della nostra vita, il Signore mantiene ferma la nostra fede, ci mantiene all'impiedi, perché il Signore è buono che noi entriamo nel regno dei cieli. Il Signore è buono, il Signore è misericordioso e il Signore fa tutto in modo che noi imbianchiamo le nostre vesti, perché non possiamo entrare nel regno dei cieli, sappiamo la nostra sposa. E quindi il Signore ci dà grazia, ci consiglia, ci guarda da ogni pericolo, e anche se ci mette le prove, però poi c'è da pensare a quante cose ci scansa il Signore, quante cose succedono nel mondo, quante cose che si sentono nei giornali. Noi dobbiamo essere onorati, intanto onorati perché siamo qui a predicare il nome di Gesù Cristo, a predicare il nome di Dio e a essere qui a lodare e glorificare Dio ogni giorno. E dobbiamo essere onorati. Alleluia. Il Signore ha prescelto noi anziché molta gente del mondo e voglio essere noi onorati perché siamo stati eletti ad avere il possesso del regno dei cieli. Quindi manteniamo viva la fiamma della nostra fede, continuiamo a costruire su quella roccia la nostra fede, perché il premio che Dio ha preparato per noi è talmente grande che non c'è nessuna cosa che il mondo lo possa eguagliare. Amen. Detto questo, il Signore vi benedica. Gloria sempre al suo nome.